preparata la cena per Luca, giusto? E Salvino. Salvino, sei pronto? Sì! Salvino, sei pronto? Sì! Salvino, sei pronto? Non c'è nessun tipo di regola. Tutto quello che lasciate sarà pesato. 3, 2, 1, inizia la sfida! Luca e? Salvino! Luca e Salvino! Ok, stanno mangiando. Vai ragazzi! Veloci! Non è che vi abbiamo invitato a cena, abbiamo detto vabbè ragazzi vi offriamo un panino, mangiate, buon appetito, ci vediamo tra poco. Può essere che c'è gente che sarà più lenta di voi, non è che... voglio dire. È da una settimana che non mangio. È da una settimana che non mangia per prepararsi a questa sfida. È una vita che non mangio, una vita, perché se faccio mangiare ogni tanto come. Questi ragazzi ce la faranno a finire di mangiare il panino. Vi state per arrendere ragazzi? Non ce la fate più? Vuoi dire qualcosa? Allora, ce la fanno? Spero di no. Da 10 secondi, 9, 8, loro dovranno lasciare il panino a loro disposizione. Lo stop col tempo mi pare che sia 3, 2, 1, ok. In 7 minuti adesso peseremo il panino, ok? Vi dovete fermare, potete inghiottire, ma ne manca un pezzo, ne manca un pezzo. E solo il pane era più di 1 chilo, loro hanno lasciato 1 chilo 130, quindi praticamente più il condimento, non so quanto avete mangiato ragazzi, come va? Ma Devi andare a fare la cacca? può essere. Va bene, ok. Li salutiamo, si alzano. Facciamo entrare gli sfidanti! Agostino, sei pronto? No, insomma, Come stai? assotterrato. Ciao, come ti chiami? Giuseppe. Quindi è lo stesso pane, lo stesso peso, ok? Dell'altro. Possiamo iniziare? Sì. Giuseppe e Agostino, parte il tempo, via! E giù, ma caso le punte mancano. Ma che cavolo masticate, ragazzi? Signori, mancano in questo momento 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no ragazzi non vale, 2, 1, ok, fermi e poi non è valido, vi pesiamo pure a voi, in tasca, non è valido. Ecco i ragazzi. Come ti sei seduto? Come stavi quando ti sei seduto? Meglio. E ora che sensazione hai? Brutta. Agostino, che sensazione, cos'è che... la prima cosa che pensi in questo momento? Sono atterrato. Si è atterrato. Dobbiamo cercare tutto quello che vedi. Ok, vai. Prendiamo il panino.
Questo è tutto ciò che hanno lasciato sul tavolo loro. La bilancia. Caspiterina. Facciamo entrare i prossimi sfidanti. Come ti chiami? Riccardo. Allora, Riccardo ha portato Claudio. Da quant'è che non mangi? 6 mesi. E ancora. Cioè, sarà la magliettina, forse. A mezzanotte sono 7 mesi. Sta facendo lo spiritoso, tra poco gli passerà la voglia. Sta per arrivare, signori, il paninozzo di questa sera per il nostro evento. È tutto un mangia. Oh, eccolo qua. 3, 2, 1, inizia la sfida, via! Vai col tempo! Otto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finisce il tempo, stop con la musica. Ok, e allora faccene un bel pezzo, un altro pezzo qua, vediamo. Bene, era poco il pane. Ah, il tempo era poco. Ah, il tempo era poco. Il tempo era poco. Come ti senti? Ma insomma, Come va? La maionese era pesante, cioè non ci stava adesso andava bene. Thank you very much. Ok. Signori, facciamo entrare i prossimi sfidanti. Prego. In 7 minuti dovete mangiare più di 1 chilo di pane. un chilo. Entra il mega pane gigante. Possiamo partire col tempo? Ok, 3, 2, 1, via! Forza ragazzi, inghiottite, buttate dentro lo stomaco ragazzi, forza! È tutto un mangia, quindi facciamo entrare i prossimi 2 concorrenti. Eccoli qua, facciamoli entrare. Crick e Mario, è arrivato il loro momento. Come ti chiami?
Crick. Rick e... Mario. Ecco, sta per entrare il mega maxi super panino del Tre Torri a Prizzi. Facciamo partire il tempo, signore e signori, via! Mangia, ce la faranno i ragazzi a battere i loro concorrenti. Ecco che lo toccia come un biscotto nell'acqua, come fanno le nonne. Vai, forse è una buona idea che scende meglio il panino, ancora nessuno ci aveva pensato, chissà se sarà una buona idea. Sta tocciando il pane nell'acqua, il pane là, tra un po' vomita. Non buttate panini a terra che vi verrà penalizzato, Mi dicono che sono gli ultimi 10 secondi. Inghiottite tutto quello che potete. 8, 7, 6, ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, uno si è già alzato in piedi, prego accomodati di nuovo. Questo è tutto lo schifo che hanno lasciato loro. Vabbè, dai, alla fine. Ecco qua, vediamo che condimenti c'erano nel panino. Pancetto. Salame. No, Maionese. pancetto, maionese. Pomodoro. Non hanno fatto in tempo ad assaporare perché hanno inghiottito senza sentire alcun tipo di sapore. Hanno partecipato Luca e Salvino, Giuseppe e Agostino, non fa rima, Riccardo e Claudio, Giuseppe e Giuseppe, Mario e Crick. 609 grammi, Riccardo e Claudio! Un altro panino per loro allora. Grazie ai vincitori di questa sera, è tutto un mangia! È arrivato!